Un cancello vero non c'è. Per entrare nel giardino di Casa Gallo a Caserta Ligure bisogna varcare la soglia e varcando la soglia si ha la sensazione di essere già stati lì, forse perché nel libro che raccoglie gli scritti di Marco Gallo, morto il 5 novembre del 2011 a 17 anni in un incidente stradale, ci sono alcuni episodi che sono accaduti proprio lì, in quel giardino. Nel giardino di Casa Arza, la mamma Paola ha incontrato 43 ragazze e ragazzi di Lecco, perché poco dopo aver traslocato Paola, il marito Antonio e i figli Marco, Francesca e Veronica hanno vissuto proprio lì a Lecco e poi quello che oggi è il parroco è stato insegnante di religione di Marco. Posso dire subito ciò che mi aveva colpito di lui, la sua schiettezza nel fare domande, e sappiamo benissimo che durante l'ora di religione è già un po' un risultato che uno alzi la mano e chieda qualcosa, ma soprattutto la tensione che aveva a riconoscere o a cercare il senso delle cose. Marco in una sua preghiera, una promessa che si era scritta e avevamo trovato nel libretto, scriveva: «Oggi prometto che con un desiderio grandissimo, con una grande forza sempre, come se fosse l'ultimo mio giorno di vita, per scegliere a chi dare la mia giornata e vita, mi aprirò alla ricerca del mistero». A varcare la soglia questa volta sono stati i partecipanti all'edizione 2024 della Fiaccolata, una iniziativa nata nel 1975 che prevede un percorso a tappe ogni anno in un territorio diverso, portando di corsa e a turno una fiaccola accesa. Idealmente la fiaccola è un po' il simbolo della luce del mondo, quella che Gesù ci invita a mettere sempre davanti a noi e quindi la luce del nostro cammino. È un po' in analogia al cammino della vita. Noi seguiamo la luce e questa luce ci conduce al compimento del nostro destino. Come esperienza direi che è veramente un grande modo secondo me di vivere la vita, avere un senso, perché ogni anno abbiamo un obiettivo diverso da raggiungere e quindi un significato diverso a quello che facciamo, ma sempre comunque facendolo insieme, e il gruppo fa tanta differenza. È stato uno di quei fatti inaspettati che stanno succedendo da quando Marco non è più fisicamente su questa terra. Ci incontriamo con una persona viva, la cui presenza ha sollecitato e ha provocato, no, tanti ragazzi, a partire da chi lo conosceva al liceo, ma poi possiamo dire un movimento sempre più grande. Perché si possono chiedere tante cose, spesso una grazia o una guarigione, ma chiedere la conversione quotidiana è una cosa che succede di fronte a chi quella conversione l'ha vissuta ogni giorno, varcando la soglia del mistero. C'è qualcosa di grande che continua a succedere, e il fatto stesso sì che Marco possa essere interessante, possa diventare amico di qualcheduno ora, come può essere se non fosse vivo? Qualcosa che accade adesso.